Siamo qui ad Adria e guarda caso abbiamo fatto il nostro lavoro sul corso con i volantini, ma soprattutto fermando le persone, la gente e dicendo chi siamo, che il fatto che l'UDC torna e lo scudo crociato torna è un qualcosa che ci bolle dentro, nel senso che c'è questa passione di parlare alla gente che fa parte del nostro DNA. Dunque, purtroppo manca la Laboreggio Irene, però sono con i tre candidati straordinari che l'UDC con il sottoscritto è presente alle elezioni regionali. Qui alla mia destra c'è il vice sindaco del comune di Petorazza, Francesca Capuzzo, straordinario amministratore. A lei chiedo come si trova il rapporto che lei ha con l'istituzione, la cosiddetta grammatica istituzionale governativa che purtroppo non si vede tanto in giro. Lei come si trova nel suo ruolo di vice sindaco, di amministratore del comune, ricordando che le autonomie locali sono partite da Don Sturzo, quindi noi abbiamo anche questa grande tradizione da tenere viva. Dimmi, come ti trovi nel tuo ruolo di assessore, di vice sindaco del comune di Petorazza? Allora, intanto buongiorno a tutti. Senz'altro è un bell'impegno, voluto, cercato e come si sa le amministrazioni, che siano piccole che siano grandi, hanno gli stessi impegni. L'importanza è avere un contatto diretto con il cittadino e dare sempre disponibilità. Naturalmente gli uffici sono sempre a disposizione, però danno sempre un'opportunità di coordinarsi. Poi la figura importantissima del segretario comunale, però ecco l'impegno da parte di tutti gli amministratori per dare proprio una forza in più alle istituzioni. E ringrazio Renato che ci ha dato questa opportunità di presentarci e passo la parola. Grazie Francesca. Quando parliamo di autonomie locali io sento forte questa passione, perché quando io dico che tutte le belle idee di questo mondo e i bei propositi devono fare i conti poi con il portatore che l'alfiere deve essere preparato, deve avere una certa competenza, perché ai progetti devono seguire poi concrete realizzazioni. Io ho avuto la fortuna, ecco perché ho detto questo, perché con l'ANCI ho avuto la fortuna che a suo tempo ho avuto l'incarico di vicepresidente dei consigli comunali dell'ANCI a livello nazionale, che mi ha insegnato molto. Ecco, quindi io consiglio dove puoi, eccetera, di partecipare alle assemblee ANCI, perché è veramente una scuola di formazione. Noi abbiamo bisogno tutti di una scuola, noi dobbiamo, nessuno lo dice, ma noi per fare bene il nostro compito dobbiamo studiare, perché ci sono sempre delle novità e dobbiamo compararci anche con gli altri, con un qualcosa in più di sale in testa. Ecco, questo lo hai solo esclusivamente studiando e partecipando ai vari convegni e varie assemblee. Esatto. Sulla mia sinistra c'è una super ragazza che vive di entusiasmo, di passione, ma d'altra parte lei abita a 10 metri dal mare. Lei quando apre la finestra la mattina ha all'onda del mare che quasi sfiora la sua casa, e quindi il cosiddetto canto del mare è estremamente ispira, è un ispiratore a quella che può essere la serenità, la pacatezza. Ecco, alla Cristina Veronesi di Rosolina Mare la parola.
Sì, beh, grazie Renato. Sicuramente il mare mi dà tanta energia per andare avanti anche in questo progetto. Un progetto che mi, cioè, che mi piace, mi sto divertendo. Mi dicono, ma come ti sembra la politica? Io mi sto divertendo, sto facendo quello che mi piace, sto studiando, come mi ha insegnato Renato, perché ho un grande insegnante e questo è importantissimo. Insomma, Sì, 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 Renato, senza di te l'ho detto, non ce la farei. devo... Però sto cercando di prepararmi, ovviamente, perché sono entrata da poco e proprio per questo non faccio promesse, non prometto la luna e le stelle, ma prometto di esserci, l'impegno sicuramente, di esserci per i cittadini, di ascoltarli e di cercare insieme di risolvere i problemi. Penso che questa sia già una grande cosa, potersi mettere per i cittadini. Io sono lì e loro sanno dove trovarmi, al mare, e quindi insieme potremo fare tante cose, ecco, per questo chiedo di votarmi. Grazie. E Dulcis in fondo un architetto, ma non è un architetto qualunque, è un architetto che ha 1000 attività. Si occupa di edilizia, si occupa di attività immobiliare, di arte, e per noi è un punto di riferimento importante perché sotto c'è questa presenza culturale all'interno del nostro essere in politica che ci mancava, e l'architetto Marco Saccaman in questo senso ci rappresenta al meglio. Grazie Renato, salve a tutti. Renato è un grande amico, un grande maestro anche di vita soprattutto. Quando mi ha chiesto di candidarmi ho detto Renato lasciami riflettere, mi ha fatto leggere il programma politico dell'UDC e quando ho visto le parole più importanti, la persona al centro, mi sono entusiasmato, ho detto finalmente riusciamo a rimettere la politica al servizio del cittadino. In particolar modo mi stanno a cuore le persone anziane, soprattutto penso alle famiglie che hanno difficoltà anche economiche, che hanno un anziano non autosufficiente in casa, e anche e soprattutto un altro mio pensiero è importante è rivolto verso ai giovani, proprio giovanissimi che devono entrare nel mondo del lavoro, e vedo, avendo anch'io una figlia giovane e le 2 figlie, l'importanza del guidarli e nel creare delle opportunità affinché possano stabilirsi e vivere nel nostro territorio. Con questo vi ringrazio ancora Renato, Antonio De Poli, il nostro segretario nazionale dell'UDC, per la grande opportunità e soprattutto per la grande squadra che mi onoro di conoscere e partecipare, perché mi sento veramente in famiglia. Grazie. Questa è la nostra squadra e ci unisce una cosa fondamentale: l'amicizia, la collegialità, la collaborazione e soprattutto una cosa fondamentale in politica: l'interesse e la passione per il bene comune. Vero, grazie.